Io sciare un momento facendo un intervento, mi agganci a ciò che l'ha detto Andrea sulla questione dai insegnamenti, della formazione, su che è stata una battaglia storica dal movimento Friuli, appunto, okay, che è per l'università. Ecco, la mia club culturale di Furlanis insieme all'Associazione Alpi, ma anche al Comitato per l'Autonomia e Rilancio, già da gennaio del 2020 abbiamo fatto una manifestazione pubblica dall'Università di Udine proprio per la questione che voti dai finanziamenti, che rispetto alla Università di Trieste sono storicamente sbagliati. Indipendentemente dal numero di iscritti che sono alla pari, indipendentemente di che sono i corsi attivati dall'Università del Friuli, che come anche lì Università di Udine, è Università del Friuli, e che non è riconosciuta, riguarda che è l'unica università autonoma in Italia, cioè è nata dal popolo furlan dopo il terremoto, in grazia di c'è, in grazia dalle richieste dal popolo furlan, in grazia dal movimento Friuli, da che volte. Perché è inutile di come sta dopo venuto fuori il comitato per l'università, e venuto fuori, che citava prima, Santuz, no? Che si sono battuti, no? Hanno fatto il comitato per l'università di Udine. Cioè le pocce dicono, le storie dal Friuli a cercare chiare in questo. Nessuno si è veramente ribattuto per l'università del Friuli. All'estate il popolo furlan che l'ha domandato, è stata la INP furlana che ha domandato con 127.000 firme che poi di su dai baracchi dal terremoto, le tendis, no? Ha domandato l'istituzione dall'Università del Friuli. Perché che un popolo non può rinascere con la ricostruzione dei schiavi, non basta. Il popolo ha di sé formato, l'ha di sé istruito, educato, e l'Università del Friuli aveva questo obiettivo principale di rilancio culturale e identitario del popolo furlano. Queste fonde dell'Università del Friuli è stata tagliata sempre più dismentate. Non sto dismentendo che, scusate la ripetizione, che la stessa Rosolén, mi rifà perché è anche assessore all'università e alla ricerca, ha così buttato, no? la battuta, la parolute, che sì, l'università del Friuli si potrebbe costituire, trasformare da una sorta di come di gruppo leato all'università del Trieste. Ciò gli dico questo. Ciò gli dico. Vuol dire che col tempo si corre il rischio che l'università del Friuli diventi una succursale dell'università di Trieste. Questo è il punto. No, che voi avete fatto anche più interviste, avete rilasciato conferenze stampe, che avete anche il dottor Canciani che al po' testimoniale, insomma, lì che ho domandato quali sono i problemi si risolvono dall'Università del Friuli. Il primo, è scandaloso, l'articolo 26 del statuto dell'Università del Friuli è stato cancellato. Cioè l'è citato l'articolo 26, ma non è la dicitura dall'articolo 26 che recita: l'Università di Udine si mette l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale, a rinascita economica del Friuli e di diventare strumento organico di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari delle culture, lingue, tradizioni e storie del Friuli. Queste diciture sono state cancellate, di cui? Dal rettorato. E il rettore, cui decide, ecco chi la domanda, qual è questa la politica a pro del Friuli? La politica lì interviene, dalle nominis dai rettori.
Allora, fin quando ho vinto una gestione dall'Università del Friuli di chi ste fatte, non potete aspettarsi granché, non potete aspettarsi granché. Ho vinto a correre veramente il rischio che avviene fate un'unione. Un altro problema fondamentale, e Mireia c'è che la dite come il collega, è che dai docenti universitari. Ho fatto una trasmissione mese di mai, aprile, con lì che ho invitato docenti dell'Università di Klagenfurt e docenti dell'Università del Litoral. Lì non esiste che i docenti hanno sedi residenze dalla tiara lì che insegni. Cioè il concetto della residenzialità è fondamentale. Noi abbiamo docenti universitari che arrivano in lunis e a partire a tornare in chiesa gli oive. Al di là che è importante che sedi docenti anche che arrivano di fuoco, a parte dei loro contributi, le loro ricerche sicuramente, ma di conosci il paese, la tiara là che insegni. Non è possibile che a sedi magari un medico, studia medicina e che non sapete neanche la che è Piazza Libertà. Mi spiego? Così come che è fondamentale, e mi rifaccio anche al mio lavoro, che a sedi l'università che chiappa in capo la formazione dei docenti. Una volta erano i SIS, le scuole di specializzazione, ok? Lì che erano corsi obbligatori, se duravano 2 anni, uno aveva sostenuto 35 esami, ok? Di pedagogia, di qualsiasi fatte, e otteneva l'abilitazione all'insegnamento, ok? Questo non è più. Come si fa il concorso? Possibilmente online, test a scelta multipla, lì che ben testate una pseudo preparazione didattiche e pedagogiche, questa non è formazione. Non potete informare gli insegnanti così, come che non potete informare gli insegnanti furlani, con un corso di 30 ore. A di sedi, quindi una richiesta forte per la formazione dei docenti, perché è dalla scuola, dalla cultura che nasce un senso di appartenenza. È la scuola la fonte. Se la scuola ha tutte queste problematiche che a livello regionale hanno ben inchiappati in carica, è inutile fare l'interrogazione piuttosto che la petizione. Hai una forza politica forte che appartiene denaro queste problematiche che non è. Quindi si chiatini anche a livello sindacale si impiardi, no? A livello di comitato dai docenti non sono. Quindi c'è vino di di elaborare le proposte. Abbiamo mandato all'Università del Friuli riguardi che tra l'altro, giusto così parliamo in tutti i paesi, no? Perché il furlano che si toglie la sacchetta forse al tacco un attimino migliore a ragionare, senza offese, ma è così. L'Università del Friuli andà un sottofinanziamento rispetto a che di Trieste che è gravissimo, ok? Ripeto, nonostante il stesso numero di iscritti. Allora, Aese o no una forza politica che domanda che viene un attimino riveduto questo finanziamento storico o no? No, non è. Allora, che i giovani, che l'Università del Friuli è stata fatta anche per permettere a Inca e a sta no? Che vende chiarne, che vende dal pordenonese, proprio per ricostruire la formazione. C'è vino di fare? Stino sito? Continuino a protestare così a mugugnà o vino di darsi d'ogni sul serio e fa valere quei che sono i diritti neas dal popolo furlano? Ecco.
come dicevi prima, o lasci spazi, chiaramente, si schi per fare degli interventi, che se di pertinenza, insomma, quello che è il tema di queste convigne, cioè se queste la politica a pro Friuli, interventi per piacere di un... Ecco, prego. Luigero Paoletti, ma io volevo semplicemente rizontare un piccolo flash ai discorsi che sono stati fatti con voi. In cui che avviato al Messaggero Veneto ogni tanto e capita qualche letterote di Claudio Carlisi, un mio chiarissimo amico, veramente. E lì ha evidenziato, per esempio, due fatti, che il comune di Sappada, in un concorso pubblico, ha messo dal bando anche come titolo preferenziale la conoscenza dal Sappadini per un posto di vigile urbano. E Carlisi si domandava appunto perché la stessa roba non viene fatta anche in Friuli col Furlan. Evidentemente è una roba che si può fare e che è fattibile e dunque basta avere la volontà politica. Il fatto anche dai concorsi, dagli enti pubblici che vengono fatti regolarmente a Trieste, quando gli enti pubblici sono ridotti in Friuli e Udine ha una posizione centrale. È chiaro che sono privilegiati i triestini in queste maniere che c'ha più l'autobus e arrivi subito lì che le di fare la prova scritta e orale e i nostri sono svantaggiati che sono scugni fa chilometri eccetera eccetera. Un'ultima roba che ho notato là da Trieste, casualmente io avevo di fare il vaccino, no? La figura di Giulio Regeni, di Chiste Furlan, che ha avuto le vicissitudini che tu lo sapete, è diventata una specie di emblema di identità nazionale a livello italiano. Io ho veduto striscioni sui municipi di Torino, di Firenze, a Trieste, all'estate va via da Piazza Unità, sei da municipi, sei dalla sede della giunta regionale. Insomma è quasi che Trieste tenga a differenziarsi dal Friuli dal punto di vista identitario. Questa è una contraddizione con il suo ruolo di capitale regionale. Questo a sarebbe ben chiarito. Secondo me sicuramente il Movimento Friuli è stato un strumento di rinascita, di emancipazione dal popolo furlano e io quando ho come 72 in che volte avevo aderito mi è respinto, no? Mettere in piedi un partito politico, di dicevi ad Adriano prima, no? Richiede un'idea, un'ideologia, un programma e un'organizzazione. Non può esistere se manca una delle due componenti. Un'organizzazione moderna ovviamente può essere fatta per grazia, con una pagina Facebook, con un ordine anche telematico, però è indispensabile darsi donge e organizzarsi, che è fondamentale. Benvegni se cui che ha in mano queste possibilità dall'emblema del partito ritiene di tornarlo a mettere a disposizione di che intende importante tanti discorsi.